Cosa ha detto? Ritorniamo a noi, prego, Cisl. Parto io, no? Nel senso che condivido gran parte dei ragionamenti. Io non ho sentito un'organizzazione sindacale che però abbia detto che siamo nella condizione di difendere i lavoratori che non si presentano al lavoro. Non c'è stata una sigla sindacale che abbia fatto questa dichiarazione. Questo in premessa per far capire che per come vediamo noi il mondo del lavoro, i lavoratori, se si comportano in maniera adeguata, vanno rispettati fino alla fine. Chi non si comporta in maniera adeguata, torno a ribadire, già prima c'erano le regole, perché c'erano, il provvedimento rispetto ad ora si chiudeva in 90 giorni, a patto che le condizioni non vertessero su situazioni che prevedevano l'intervento della magistratura, e in quel caso l'iter si stoppava, si sospendeva e proseguiva all'esterno, ma indipendente veniva comunque sospeso. Quindi tecnicamente il contratto del 165 prevede un iter con affermazioni certe anche sulla pena, perché se io mi comporto in un certo modo, per questo tipo di comportamento ho poi una pena che mi viene applicata. Okay? Quindi parliamo delle piccole pene e parliamo anche fino al licenziamento, certo. Cioè, quindi era tutto codificato. Onestamente non in 48 ore e non in 30 giorni, in 90 giorni sì, però a patto, ribadisco, questo passaggio ulteriore per il quale c'è la necessità di utilizzare la magistratura. Credo comunque sia difficile anche oggi dire che licenzio un dipendente in 30 giorni, nel senso che se le condizioni sono le stesse e se il lavoratore decide di impugnare e quindi di farsi giudicare dalla giustizia, a questo punto l'iter si allunga anche di là, ma non è questo il dunque. E io farei un passo indietro, perché la riforma della pubblica amministrazione siamo noi per primi che la vogliamo, ma da lontano non manca che noi la chiediamo. Abbiamo visto diversi governi che in qualche modo si sono succeduti a livello nazionale, ma ad oggi le varie riforme prospettate non hanno prodotto dei benefici rispetto ai servizi che dobbiamo erogare ai nostri cittadini. Ed è questo il dunque. Il fatto stesso, mi permetto di dirlo, che per i lavoratori della pubblica amministrazione non c'è la possibilità di rinnovare un contratto dal lontano 2009 è un elemento significativo. E quindi per l'ennesima volta, che Cozzalone o meno, mi viene da pensare che qualcuno utilizza la pubblica amministrazione per fare altre cose, per in qualche modo riuscire ad ottenere dei consensi. Questo è il mio pensiero. Noi invece navighiamo, ragioniamo sulla direzione che è diametralmente opposta, ossia noi siamo disponibili veramente e, come lo dico io e dico noi organizzazioni sindacali che siano rappresentativi di tutti i lavoratori che quotidianamente svolgono in maniera adeguata il proprio lavoro, siamo disponibili a metterci nella condizione di poter erogare un servizio se ci danno gli strumenti. Qualcuno dice che è anche tardi, però perché in passato qualcuno vi ha indicato che vi avete tutelato. Non è mai tardi. Sì, no, chiaro. Però qualcuno dice che è tardi perché in passato avete tutelato un po', questa è la critica che viene fatta, no? È positivo questo. Io sono sempre dell'avviso che ragionare sul passato è sempre sbagliato, è bene verificare il passato per costruire il futuro. Io parto da questo presupposto, lo dico oggi, lo dicevo ieri, lo dicevo nel lontano 2006 quando come organizzazioni sindacali avevamo predisposto il cosiddetto memorandum, che era un documento che noi avevamo costruito in maniera dettagliata per riformare la pubblica amministrazione, mai preso in considerazione. Teneva conto della meritocrazia anche della meritocrazia, lontano 2006, quindi costruito prima, aveva trovato la sua conclusione nel 2006. Con il governo da allora mai preso in considerazione, mai preso in considerazione. Questo è l'elemento. Allora, finisco velocemente dicendo che non è questo il punto. Il punto è come, prima di tutto bisogna avere coscienza di come è composta la pubblica amministrazione. Quando si parla di pubblica amministrazione sappiamo benissimo che parliamo di regione, parliamo di enti locali, parliamo di sanità, parliamo di ministeri, parliamo di INPS, parliamo di INAIL. Di partecipate. Quindi parliamo anche di partecipate in maniera collegata, ma non in maniera diretta, ma in maniera indiretta anche di partecipate. Però questo è un mondo complesso. Ora ribadisco, anziché lanciare un messaggio su chi deve essere licenziato, va fatto punto, bisogna invece lanciare dei messaggi su come si interviene, e io dico in maniera condivisa, lo ribadisco da sempre, come si interviene in maniera condivisa per riuscire ad erogare un servizio di qualità in sintonia coi tempi. Questo è il concetto. Per esempio, la riforma della pubblica amministrazione, loro citano all'interno del documento che ho visto già nella bozza iniziale,
rivisitare la modalità per far sì che il cittadino abbia facoltà di aprire un'azienda, un'industria in tempi certi. Per far questo però bisogna scrivere delle regole che siano precise per tutti, rispettose però della trasparenza, come dico io. Quindi agire una riforma radicale. Sì. Riguarda i sindacati presenti probabilmente, ma oltre un anno fa l'87% dei vigili di Roma, stavo pensando ai vigili sera fatti, dell'ultimo dell'anno, non si è presentato al lavoro. Lì qualche sindacato, si è sollevato, presenti, sta difendendo una situazione che a distanza di 13 mesi ancora mi sembra non sia andata a giudizio. Queste cose qui non sono accettabili per il cittadino. Sarà anche e anche in Sicilia è successo lo stesso consigli. Sì, ma il caso eclatante è stato quello di Roma in questa situazione. Comunque se mi posso permettere, dopo 13 mesi probabilmente se ancora qualche sindacato difende la situazione dovrebbe dare risposte. Anche lì però dovremmo entrare nel merito, nel senso che se vuole io le potrei citare anche la questione dei dipendenti del museo di Roma. Se vuole anche lì, però guardi, io trovo, posso fare, io condivido molto quello che lei diceva all'inizio, cioè che i primi a dolersene di aver buttato in pasto ai media la vergogna del pubblico dipendente, ormai quasi una sorta di antropologicamente minore, l'affanullonismo e quant'altro, sono i lavoratori dipendenti che fanno il loro dovere. Stime generali del generale della Guardia di Finanza ci dice che nel 2010 e 2015 i dipendenti fedeli nella pubblica amministrazione, non mie, sono lo 0,2 per 1000. Su 3.234.000 dipendenti. Lei si faccia un conto e vede quanti sono. Per questi non c'è giustificazione alcuna, né ieri, né oggi, né domani. Noi abbiamo dichiarato, Barbagallo, segretario della UIL nazionale, che ci costituiremo parte civile, perché ne abbiamo le scatole piene, che se c'è uno su 100 che delinque, gli altri 99 sono messi esattamente alla stessa stregua. Detto questo, facciamo qui un po' di chiarezza. Ci sono delle norme che già ci sono, il decreto legislativo 165, articolo 55, novellato poi dalla riforma Brunetta, già prevede e codifica il licenziamento. C'è un problema che va risolto. Lasciando perdere la flagranza di reato, ti becco che ti ho fotografato, che non hai beggiato e sei uscito, lì è flagranza di reato e segue un iter molto più veloce, entro 90 giorni si è quasi sempre concluso. 7.000 procedimenti disciplinari aperti nei 15 ministeri, conclusi in un giro di 90 giorni, o con il licenziamento o con il rientro, quando c'era un errore anche da parte di chi poi andava a dire tu sei uscito senza aver beggiato, invece aveva... Sono stati pochissimi quelli Finisco. licenziati. Il problema qual è? È che dobbiamo rimuovere a monte un altro articolo sempre del 165, perché poi quel dirigente, non voglio difendere i dirigenti, dico solo com'è la norma, che dovesse trovarsi nella fattispecie, che ha dato un provvedimento dopo la contestazione dei addebiti, articolo 23 del contratto, che ha prodotto il licenziamento era illegittimo, paga di tasca propria, licenziamento illegittimo. Qui non voglio sostanziare il perché magari molti dirigenti sono attendisti. Sì, laddove c'è dolo o colpa, non sempre paga. Dico che la norma dovrebbe essere un po' più chiara. Quindi è molto propagandistico quello delle 48 ore, perché? Perché c'è già codificato così com'è il percorso del licenziamento entro 90 giorni, fatto salvo per chi poi interviene alla magistratura ordinaria, i cui tempi non sono dettati né del sindacato né dal governo evidentemente. Però la questione che io vorrei qui porre alla vostra attenzione è questa. Non avete voi la sensazione che tutto questo è prodromico a non discutere della vera questione che sta in piedi? Qual è la vera questione? La pubblica amministrazione serve o non serve ad un paese democratico? Cos'è la pubblica amministrazione? Se serve, e spero che tutti lo conveniate, perché pubblica amministrazione è sanità, è sicurezza, servizi agli anziani, ai bambini, eccetera, 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 dobbiamo renderla funzionale a un servizio di qualità. E non c'è nessun imprenditore, il più imbecille del mondo, che non immagini che per far funzionare bene la propria azienda necessita che le sue maestranze siano formate, siano messe in condizione di avere uno stipendio dignitoso, non grande, dignitoso, e siano messe nelle condizioni anche di poter accrescere il loro know-how professionale. Anche qui dei dati, dal 2009 siamo senza contratto, lo stipendio medio di un pubblico dipendente, non parlo dei dirigenti di seconda o prima fascia, è 1.364 euro netti al mese, siamo 34% inferiori ai partner tedeschi, 29 alla Francia, 31 alla Spagna e potrei andare avanti, siamo secondi solo alla Romania, finisco.
questo non sostanzia, non fare il proprio dovere. Do però dei dati. Blocco del turnover dal 2000, cioè dal 2000 vanno via dalla pubblica amministrazione per raggiunti limiti di età i dipendenti e non vengono reintegrati. Abbiamo perso negli ultimi 10 anni 278.000 dipendenti. Uno dirà finalmente non ci sono più, però poi il problema sono i servizi, perché poi noi ci lamentiamo del pessimo servizio che viene all'ospedale, al pronto soccorso, e viene nelle scuole, e viene nell'università, e non capiamo che il problema è la filiera, cioè nel momento in cui disintegri il tessuto connettivo della pubblica amministrazione con riforme di facciata, perché quella delle faccine appunto era riforma che si sostanziavano poco. Io credo che abbiamo bisogno di invertire culturalmente il processo. La pubblica amministrazione fa prodotto interno lordo, lo fa è come se sappiamo investire nella pubblica amministrazione. Se la interrompo un attimo, Zanetti. Devo parlare anche alla CGIL. Sì, volevo chiedere, quindi questo decreto del governo in che cosa va a migliorare quell'ambito? Se ci saranno pure degli elementi di miglioramento? Stabilisce semplicemente dei tempi più stretti per responsabilizzare il dirigente che, se non lo fa, dovrà rispondere della sua mancata provvedimento di contestazione di addebito. Questo è un elemento positivo. Chi dice che è negativo? Sì. Dico che era già codificato, fatto salvo la questione che comunque il dipendente potrà impugnare il licenziamento, poi un giudice stabilirà se ha ragione o no. Io farei una provocazione. Però finisco la battuta, guardi che però tutti gli altri decreti attuativi della legge 127 del 7 agosto, la famosa riforma via, l'altra notte emanati, li sappiamo a grandi linee perché ancora nel dettaglio non li abbiamo letti, anche insomma se stamattina il Sole 24 Ore ne riportava un'ampia e esaustivo commento, come dire, lasciano veramente abbastanza basiti su alcuni aspetti, perché non è così che si rivoluziona la pubblica amministrazione. Ma infatti dopo voglio entrare anche nel merito. Dopo il CGIL mi risponde, sì. Potremmo cambiare i contratti, portarli tutti a tempo determinato? Quelli del pubblico. Guardi, come le rispondo. Così poi voi politici scegliete le persone con dei criteri di meritocrazia. Io rispondo con dei criteri di meritocrazia. Andiamo anche a Cristian Ferrari. Scusate, abbiate pazienza. L'ho fatta proprio per prima di io ti ringrazio perché mi hai dato un assist formidabile. No, allora, Pierangelo Bertoli cantava negli anni 70, chi ruba un salario deve andare via, punto. Su questo non si discute, a maggior ragione chi ha anche una responsabilità di ruolo, sia per il fatto che viene pagato dal contribuente, sia per il fatto che ha la responsabilità di rappresentare una cosa così importante come le istituzioni e la pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini. Su questo non si discute, chi non beggia, chi è assenteista, eccetera. Via, punto. E infatti la posizione è stata molto molto chiara. Qual è la questione? La mia preoccupazione è un'altra. Uno, che quando si è magari in difficoltà, adesso io non voglio fare una polemica nello specifico dell'attualità Renzi, non Renzi, ma in generale abbiamo visto che negli ultimi anni il tema del lavoro pubblico, la politica l'ha sempre agitato con, diciamo così, intenti, per così dire, un po' propagandistici. Non era affrontiamo un problema, stiamo al merito, vediamo quali sono le soluzioni e interveniamo. Era un po', diciamo così, la bandiera da alzare quando si voleva magari alzare un qualche polverone. Ora, un paese normale, sul fatto che chi va in mutande, beggia, se ne va via, che deve in un qualche modo essere punito, non dovrebbe neanche aprire un dibattito pubblico, è evidente che deve essere così. La cosa vera è che ci ridicolizza davanti al mondo, purtroppo questa cosa, davanti anche all'Europa. Sì, ma su questo qua non si discute assolutamente. Il problema qual è? Che oggettivamente, anche al di là delle più buone intenzioni, impostare in questo modo la discussione non fa altro che dare in pasto un'opinione pubblica e, diciamo così, additare un'intera categoria che è il lavoro pubblico come se fosse la causa di tutti i mali di questo Paese. Certo. Guardate che questo è oggettivo e fa male a tutti, fa male anche a voi, perché contribuisce a screditare un po' le istituzioni. Sono d'accordo. Mi faccia solo ricordare una cosa. Prima che vada troppo avanti. Ho parlato fino adesso. A me è venuto in mente, e la rabbia è quella, che mentre c'è un caso, comunque ce ne saranno, ma assolutamente minoritario,
che in mutande va a timbrare, a me vengono in mente gli infermieri dell'azienda ospedaliera che per mancanza di organico, per dover tenere in piedi le sale operatorie o per garantire un servizio fondamentale come la sanità ai cittadini, si fanno 10, 12, 14, anche 16 ore consecutive di lavoro. Certo. Queste persone non se lo meritano questa agonia mediatica, questo è il punto. Certo. Dobbiamo distinguere e non si deve generalizzare. Dopodiché dico un'altra cosa, questo è un punto su cui non si discute, chi sgarra in questa maniera deve essere punito e basta. Dall'altra parte però i problemi della pubblica amministrazione, se li riduciamo tutti a quello che beggia, davvero perdiamo la dimensione anche di quelle che sono le questioni del paese da questo punto di vista. Una provocazione volevo fare. Te la do, dopo andiamo in pubblicità perché non abbiamo più tempo, dimmi. Perché però quando si va poi, voi parlate bene ed è tanto di cappello perché di fatto bisogna far così, no? Davanti a casi straordinariamente assurdi, però quando si va poi, crea un contenzioso con i lavoratori, il sindacato non si pone sempre in questa logica, si pone sempre nella logica, quando va in commissione di conciliazione, sapete, siete stati spesso, come vado io come imprenditore, però mi è capitato quasi sempre anche davanti a casi assurdi, straordinari, che il sindacato comunque si è sempre quasi, ecco, quindi io auspico che questo che dite poi si traduca realmente anche nei confronti dei vostri, in generale per i sindacati, altrimenti parliamo bene tutti quanti, diciamo tutti che bisogna fare giusto così, poi quando ci troviamo sul campo non ci comportiamo così, sto generalizzando adesso. No, io ve la faccio raccogliere, perché voglio darvi il tempo a questa provocazione, perché quello che poi esprime Sposato è quello che ci sta a casa e pensa, non dice, pensa, esprime o ci scrive dopo, e se sappiamo che è così, perché quello è il pensiero, ma perché? Poi dite perché in passato, tutto quello che vogliamo. È una provocazione interessante a cui voglio che diate seguito. Andiamo subito in pubblicità così la togliamo, seguiteci ancora che vediamo un po' che cosa rispondono le parti presenti.